E adesso parliamo di una storia, una bella storia, la storia di Vincenzo Caffio, storico agente marittimo raccomandatario che insomma è stata una figura di spicco per la nostra città. Ci ha lasciato all'età di 80 anni 2 anni fa, a novembre del 2022, e qualche giorno fa è stata intitolata a lui una piazzetta nella città vecchia, perché oltre al ruolo insomma che ha avuto nell'ambito marittimo, dobbiamo dire che ne ha avuto anche un altro, quello di cogliere forse prima di altri la strategicità, l'importanza anche che poteva avere la città vecchia, e anche di questo vogliamo parlare con il figlio di Vincenzo, che tutti chiamavano però Enzo Caffio, che abbiamo in collegamento con noi, Marco Caffio. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Il ricordo di suo padre, insomma, ovviamente tante soddisfazioni professionali, però come dicevo anche questa particolare attenzione alla città vecchia sotto tanti aspetti, insomma lo storico palazzo che ha acquistato, e poi anche il progetto che è venuto dopo di Taranto Yacht, insomma insieme ad altri soci. Beh sì, il legame della nostra famiglia con la città di Taranto è un legame saldissimo. Mio nonno, il papà di mio padre, è stato il fondatore del corpo dei vigili urbani nel primo dopoguerra e ci ha sempre insegnato e tramandato in varie generazioni l'amore per la nostra città, magari con un'attenzione molto molto forte alla bellezza. Mio papà alla fine degli anni '80 ha acquistato il palazzo dove adesso ci sono la nostra agenzia marittima e lo studio legale di mio fratello, e lo ha rifondato praticamente da zero. E questa piazzetta di fronte, questo largo Vincenzo Caffio, proprio lì di fronte, è un luogo ideale, è un punto sul mare che lui ha sempre tanto amato, e di contatto tra la città vecchia e il mare appunto, e la Taranto Yacht che lui ha fondato nel 2000, facendo di un'idea una realtà nel giro di pochi mesi, rendendo oggi possibile, ci piace tanto ricordarlo sempre, in quel periodo così complesso per la città di Taranto, ad esempio la possibilità per i bimbi di fare vela. E infatti insomma è un punto ormai di riferimento, lo è diventato negli anni per tutti i velisti di ogni età, un punto di ritrovo. Qual è l'effetto che le fa vedere una piazzetta intitolata a suo padre? Ma è un effetto molto caldo, è come una carezza. Ogni giorno io faccio il lavoro che lui mi ha insegnato, che lui mi ha tramandato, e sento come un abbraccio nel sapere, sento la sua presenza in ogni momento, però è anche un piccolo gesto, un piccolo momento in cui mi sento supportato nelle mie scelte, mi sento guidato, e sapere che poi ci sia anche un gesto per il quale noi ringraziamo, io, la mia famiglia, i miei fratelli, mia madre, ringraziamo molto le amministrazioni che trasversalmente hanno accettato di buon grado la nostra istanza. Ci fa piacere, perché oggettivamente sapere che mio padre ha fatto sempre del bene nella risposta, in sostanza. E quando mi hanno chiesto cosa avremmo dovuto scrivere, noi abbiamo indicato chiaramente Vincenzo Caffio, agente marittimo. In un certo qual modo io avrei voluto scrivere filantropo, però abbiamo dovuto necessariamente scrivere quello che era una delle sue peculiarità, quello dell'agente marittimo, ma ci ha insegnato sempre ad amare tutti e a dare tutto per gli altri. Ecco, ha anticipato in qualche modo l'ultima domanda che volevo farle. Quale eredità lascia a lei? Mi sembra di averlo appena ascoltato, a lei e alla sua famiglia, ma anche alla città. Alla città lascia sicuramente una forza indistinta di credere in se stessa, perché Taranto ha la possibilità, anche in questo momento estremamente complesso in cui viviamo, di poter tirare fuori le proprie capacità. Io credo che il suo insegnamento sia quello di
non lasciarsi andare, di non abbattersi e di cercare, anche quando c'è molto poco su cui costruire, di essere pronti a farlo, perché i fiori nasceranno, ne siamo convinti.